Da Calmuto, nella sede della Fondazione Sciascia, un incontro dibattito sul tema legalità e contrasto al crimine organizzato, la letteratura dell'antimafia da Sciascia a Bolzoni. Questo avvenimento è un avvenimento che parla di giustizia, i ragazzi sono i promotori, la scuola, le scuole vengono qui in questo nostro edificio per discutere di legalità, di contrasto alla criminalità organizzata con autorevoli esponenti. Si parlerà dell'evoluzione della giustizia da Sciascia a Bolzoni e quindi anche con questo ulteriore avvenimento dimostriamo ancora una volta che la Fondazione è vitale e che intende lavorare con tutte le istituzioni presenti nel territorio per rilanciare questo fenomeno che è appunto quello della giustizia, un fenomeno oggi molto importante, un fenomeno che la Sicilia merita di attenzionare con particolare attenzione. È un'iniziativa che rafforza intanto il legame della nostra scuola con la Fondazione che da anni si occupa di promuovere attraverso appunto gli iscritti dell'illustre conterraneo l'educazione alla legalità delle giovani generazioni attraverso la riflessione su tematiche che già trattate all'epoca dall'autore di fatto oggi sono di estrema attualità. Per noi come scuola l'educazione alla legalità è un percorso di cittadinanza consapevole, di promozione di quei diritti e doveri di cittadinanza che di fatto assicurano ai nostri giovani una formazione di alto livello e consentono loro innanzitutto di riflettere sul rispetto delle regole, ma soprattutto una partecipazione alla vita civile, sociale, economica e politica del nostro Paese assolutamente consapevole. Si tratta di illustrare, di trasmettere ai ragazzi il concetto di legalità e il riferimento alla letteratura è molto importante perché dalla letteratura, prima letteratura romanzesca come è stata quella di Sciascia, anche di Camilleri per citare i più noti, poi per passare alla letteratura saggistica che è quella che si è sviluppata in questi momenti, si rileva come per tanto tempo la legalità reale, concreta, è stata quella mafiosa, cioè la legalità illegale, la legalità dell'antistato, come diceva Falcone. Noi abbiamo cercato con l'azione di contrasto da parte degli organi dello Stato, dalle forze di polizia alla magistratura alla scuola, a trasmettere il concetto di legalità vera, che è l'unica nella quale i cittadini e i giovani si possono riconoscere e quindi respingere quell'altra forma di regole perverse che sono le regole mafiose, la legalità tra parentesi mafiosa, la legalità dell'illegalità che per tanto tempo invece ha dettato legge nei nostri territori. Assieme al liceo scientifico Leonardo di Agrigento, e ringrazio sempre la dirigente, la dottoressa Pilato e l'Università degli Studi di Palermo, abbiamo voluto dedicare questo giorno proprio per fare un esame su quello che oggi è l'antimafia, la cultura della legalità nelle scuole, che è assolutamente importante perché i ragazzi debbano rimanere impermeabili ad un fenomeno che è un fenomeno che va assolutamente combattuto non solo da parte delle forze dell'ordine e della magistratura, ma anche attraverso le agenzie scolastiche e le agenzie universitarie.